Oggi si celebra Santa Barbara. Il nome Barbara deriva dal greco barbaros, termine creato per indicare l'apparente balbettio di quanti non parlavano la lingua greca e per estensione significa straniero. Oggi 4 dicembre è la giornata internazionale delle banche. Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2019, riconosce il potenziale delle banche nel finanziamento dello sviluppo sostenibile, al fine di arrivare al raggiungimento degli obiettivi prefissati entro il 2030. Sradicare la povertà, ridurre la disuguaglianza e combattere il cambiamento climatico sono solo alcune delle tematiche da affrontare per l'economia globale, grazie al prezioso contributo delle banche di sviluppo nazionali. Dopo la tragica morte del batterista John Bonham, i Led Zeppelin scrivono la parola fine alla loro parabola musicale, il 4 dicembre 1990. In 12 anni di carriera pubblicano 8 album premiati con 90 dischi di platino. Nel 2007 la storica reunion all'Arena di Londra entra nel Guinness dei primati per la maggior richiesta di biglietti per un concerto. Sono oltre 20 milioni in 48 ore. Ma sapevate che è possibile far muovere i treni con delle calamite giganti? Si tratta dei treni a levitazione magnetica che viaggiano grazie alla presenza di grosse elettrocalamite che li tengono sospesi di circa 1 centimetro sopra i binari e l'unica forza che si oppone al moto è quella dovuta alla resistenza dell'aria. Ed è proprio grazie a questo se in Giappone è stato costruito un treno che ha raggiunto la velocità dei 603 km all'ora, record mondiale nel 2015, anche se 505 km all'ora è la velocità massima stabilita per il servizio commerciale. Buongiorno ai 12, un cielo molto interessante oggi perché la Luna transita in Gemelli, arriva dopo aver doppiato Urano in Toro, ma gli altri pianeti convergono tutti su questo punto per far andare le cose nella maniera meno esplosiva possibile. La Luna rimane comunque opposta sia a Venere che a Mercurio. Intanto cosa accade nello zodiaco? Ariete, per voi la Luna torna galvanizzata, forte, capace di forti imposizioni, di prese di posizioni molto forti. Oggi il vostro decisionismo si fa affettivo e in amore vi prenderete ciò che desiderate. Toro, per voi oggi finisce il transito della Luna che passa in Gemelli e che porta prospettive nuove di cambiamento, un nuovo accordo tra voi e il partner che finalmente trova un ottimo equilibrio, bene anche nelle finanze, qualcosa comunque da rivedere. Gemelli, per voi la Luna oggi entra portandovi tutta l'elettricità di Urano e la sua opposizione a Venere. Per voi oggi è una giornata in cui gli accordi dovranno essere chiari e alcuni di loro sono messi a rischio, mentre invece in amore ci sono delle bellissime novità, tutte da vivere. Cancro, per voi la Luna oggi è un po' elettrica, è un po' difficile da gestire. Ci penserà Giove a rabbonirla e soprattutto a farle capire che è il caso che le vostre intuizioni non siano sempre legate a delle paure, ma anche a dei bisogni che potete fare in maniera costruttiva. Leone, per voi oggi la Luna torna amica, una Luna elettrica, è molto decisionista. Oggi avrete voglia di parlare, di chiarire alcune cose e di velocizzare alcune decisioni intorno a voi. Bene, in amore. Vergine, per voi oggi la Luna inizia una quadratura che ha a che fare con un po' di piccoli alterchi, di scontri, di cose inaspettate, di novità che comunque avanzano incalzanti. Bilancia, per voi oggi la Luna torna di trigono, portandovi comunque il buon umore, a discapito di una Venere che è ancora sempre un po' troppo pretenziosa, ma voi siete alla distanza giusta in gradi per avere il meglio dalle due, come sempre sapientemente sapete fare.
Scorpione, per voi oggi è una giornata piena di tante piccole soddisfazioni, inaspettate anche perché la luna vi chiarisce che alcuni pensieri che avevate intorno a voi rispetto ai vostri colleghi o rispetto ai vostri amici non sono veri, sono solo una proiezione di alcune vostre paure, perché intorno a voi scoprirete della stima, della fiducia e del rispetto. Sagittario, per voi oggi è una giornata molto interessante. La Luna, elettrizzata da Urano, si oppone alla bella Venere che è nei vostri gradi, più in là lo farà anche col Sole e con Marte, rendendo i prossimi 3 giorni veramente un po' difficili da vivere. Quindi non esagerate niente, state buoni se potete. Capricorno, per voi oggi è una giornata quasi esilarante, proprio perché si avvicendano delle faccende inaspettate che vi faranno un po' sorridere. Marte, che contrasta ancora col vostro Saturno, sta riuscendo finalmente ad averla vinta, ovvero riuscire a farvi sciogliere dove ancora vi sentite rigidi e soprattutto al lavoro a sfondare un muro dopo abbattuto il quale non avrete più ostacoli. Acquario, per voi oggi è una giornata con una splendida luna uranizzata in trigono e finalmente torna il buon umore, la magia, l'intrigo, la passione per voi Acquario. Pesci, giornata molto piacevole oggi, visto che su Saturno e Nettuno convergono un po' di raggi planetari decisamente molto interessanti e piacevoli. La Luna potrebbe a quelli della prima decade oggi cambiare l'umore più volte, più saldi gli altri verso la fine del segno. Pochi giorni dopo le sue dimissioni, il 4 dicembre 1999, muore Nilde Iotti, politica italiana e prima donna a ricoprire una delle 3 massime cariche dello Stato, la presidenza della Camera dei Deputati, incarico che detiene per 3 legislature, per un totale di 13 anni, un primato finora incontrastato nell'Italia repubblicana. A me non piace girare intorno a qualcosa, bisogna essere diretti e dire le cose come stanno. In inglese si usa l'espressione call a spade, chiamare una spada per ciò che è, una spada appunto, un po' come il nostro chiamare le cose con il loro nome. Il motto di oggi è lo scrittore Rainer Maria Rilke. 2 sono i temi a lui cari, l'esperienza della morte e la ricerca di una povertà. Dal 1923 le sue condizioni di salute si aggravano e viene ricoverato per una crisi psicofisica. Pesa solo 49 kg. La morte avviene nel 1926 per leucemia. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non ama colui al quale i difetti della persona amata non appaiono virtù. D'altronde sono proprio quei piccoli difetti che ci rendono unici e speciali, sia per noi stessi che per chi ci circonda. Noi ci vediamo domani con un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.